Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che dedicheremo oggi in primo luogo ad alcuni approfondimenti sulla questione del califfato islamico e dall'altra parte, se ci riusciamo, le questioni economiche che terranno banco da qui al prossimo autunno. Ma la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani apre con questo titolo: fallì un blitz per liberare James Foley, che poi è stato decapitato l'altro giorno, e 2 italiane sono in mano all'ISIS, all'esercito del califfato islamico. I militanti dell'ISIS hanno recentemente sequestrato altri 4 ostaggi stranieri tra Aleppo e Idlib in Siria. Si tratterebbe di 2 donne italiane, un danese e un giapponese. Lo ha scritto il quotidiano Guardian nell'edizione americana del sito online. I sequestri porterebbero a oltre 20 il numero degli stranieri ostaggio dei militanti islamici. Sarebbero giornalisti, fotografi o operatori umanitari. Dopo il sequestro sono stati trasferiti a Raqqa, la roccaforte dell'esercito islamico nel nord della Siria. Il Guardian non cita fonti e non fa i nomi dei sequestrati. Non c'è modo di sapere con certezza se le 2 italiane di cui parla il quotidiano britannico siano Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, le volontarie scomparse alla fine di luglio nell'area di Aleppo. Il quotidiano britannico osserva che i rapimenti si sono dimostrati un buon business per i militanti islamici, dal momento che negli ultimi 6 mesi almeno 10 ostaggi, tra cui un danese, 3 francesi, 2 spagnoli, sono stati liberati dopo lunghi negoziati con i rapitori che avevano chiesto in cambio un riscatto. Gli Stati Uniti di recente hanno condotto un'operazione invece per liberare alcuni ostaggi americani detenuti in Siria dall'ISIS, lo dice il portavoce del Pentagono, l'ammiraglio John Kirby, ma sfortunatamente la missione non ha avuto successo. Gli ostaggi non erano presenti nel luogo preso di mira. All'operazione hanno partecipato forze aeree e terrestri. Abbiamo ripetutamente detto, ha detto ancora il portavoce del Pentagono statunitense, che il governo americano è impegnato nella sicurezza di tutti i suoi cittadini, in particolare quelli in prigionia. In questo caso è stato dispiegato il meglio delle forze militari americane per tentare di portare a casa i nostri cittadini, ha detto l'ammiraglio Kirby. All'operazione, secondo quanto hanno affermato alti esponenti dell'amministrazione al Washington Post sotto anonimato, hanno partecipato diversi elementi delle forze speciali di quasi ogni arma. Uno di loro è rimasto ferito. Il blitz, hanno detto le fonti, è stato tentato questa estate, dopo che almeno 6 ostaggi occidentali erano stati liberati dai militanti islamici ed erano stati contattati e interrogati dall'intelligence statunitense. Il presidente Obama ha autorizzato all'inizio dell'estate un'operazione per tentare di liberare cittadini americani detenuti dal califfato, ha detto al Washington Post un alto funzionario, aggiungendo che avevamo una serie di informazioni di intelligence sufficienti per metterci in condizioni di agire. I militari si sono mossi quindi in modo aggressivo e veloce, ma purtroppo l'operazione non ha avuto successo perché gli ostaggi non erano detenuti nel sito dell'operazione. Così in prima pagina l'agenzia ANSA di stamani. A proposito però di questa questione dell'esercito islamico o dello Stato islamico di Siria e di Iraq, abbiamo citato stamani, ed è citato dai quotidiani di oggi, da diversi quotidiani di oggi, non da tutti, l'articolo di Elam Manea, autrice di nazionalità svizzera yemenita, attivista per i diritti umani, professore associato di scienze politiche all'Università di Zurigo. Un articolo tratto da Human Rights Blog e ripubblicato da un sito online cattolico, La Bussola, la nuova bussola. L'articolo viene pubblicato integralmente oggi da Italia Oggi e in prima pagina dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. E ve la vorrei proporre nella sua interezza, poi naturalmente come sempre ognuno si fa le proprie opinioni, però l'articolo, o meglio la riflessione della studiosa yemenita svizzera, diciamo così, Elam Manea, è il seguente, parte dall'affermazione fatta da un ex ministro del Kuwait, un ex ministro kuwaitiano dell'informazione, Saad bin Tafla al-Ajami, una affermazione contenuta in un articolo che l'ex ministro kuwaitiano ha pubblicato sul giornale del Qatar Al-Sharq. Noi siamo lo Stato islamico. Questa era l'affermazione contenuta nell'articolo dell'ex ministro kuwaitiano. Un'affermazione sorprendente, si domanda Elam Manea,
Eppure questo era il titolo di un recente articolo scritto appunto dall'ex ministro del Kuwait Al-Ajami. In questo articolo, nota la studiosa yemenita svizzera, non si celebrava affatto lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante e non si celebravano le atrocità che sta commettendo contro i civili e le minoranze in Siria e in Iraq. L'articolo ci ricordava invece che lo Stato islamico, il califfato insomma, che pure viene condannato dalla maggior parte dei musulmani, su questo è lecito avere delle opinioni, il califfato islamico, diceva l'articolo dell'ex ministro del Kuwait, è il prodotto di un discorso religioso islamico che ha dominato la sfera pubblica negli ultimi decenni, un discorso che potremmo definire mainstream, cioè il discorso largamente dominante. E ha insistito il ministro, l'ex ministro: lo Stato islamico non è venuto da un altro pianeta, non è un prodotto dell'Occidente infedele o dell'Oriente che fu. No, l'innegabile verità è che lo Stato islamico ha studiato nelle nostre scuole, ha pregato nelle nostre moschee, ha utilizzato i nostri media, ha letto i nostri libri e le nostre fonti, ha seguito le fatwe, cioè gli editti religiosi islamici, che abbiamo prodotto noi. Ajami ha ragione, scrive la studiosa Elam Manea. Sarebbe facile sostenere che lo Stato islamico non rappresenta il corretto insegnamento dell'Islam. Io credo che l'Islam sia ciò che noi esseri umani ne facciamo e credo anche che qualsiasi religione possa essere un messaggio d'amore o una spada al servizio dell'odio, a seconda dell'uso che i credenti ne fanno. Su questo punto però vale come riferimento, dal mio punto di vista, che poi insomma è un riferimento testuale per cui non c'è da avere tante opinioni, l'articolo di Ida Magli che abbiamo letto stamani. Basta leggere il Corano. Sta di fatto che la studiosa è di origini yemenite, può avere tutte le sue riserve anche se ha la cittadinanza svizzera. In ogni caso basta leggere il Corano, è quello che dice in maniera molto semplice Ida Magli, ma molto ancorata al dato di fatto, al dato di partenza. Resta il fatto però, nota anche la professoressa Elam Manea, che le azioni dello Stato islamico si avvalgono di una copertura ideologica radicata da tempo, una copertura che viene dalle moschee, che maledicono i crociati cristiani, gli ebrei e i miscredenti in ogni sermone del venerdì. Una copertura che viene da figure religiose che ci salutano ogni giorno in programmi televisivi, dove predicano un messaggio di odio e di intolleranza contro gli altri, indipendentemente da chi siano questi altri, cioè tutti i non musulmani. Dalle scuole che ci insegnano che la morte è la pena per chi si converte dall'Islam ad altre religioni, che cristiani ed ebrei sono popolazioni protette, cioè dovrebbero pagare una tassa per essere lasciate in pace, in caso contrario devono essere combattuti. Il destino dei seguaci di altre religioni resta invece nel non detto, ma possiamo leggerlo tra le righe, cioè vanno fatti fuori, come dice il Corano. Questi maestri non ci hanno mai insegnato, scrive Elam Manea, che un cittadino ha il diritto di scegliere la propria religione o che un cittadino è uguale davanti alla legge indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali. Del resto, va aggiunto, proprio sulla scorta di ciò che ci ha fatto notare Ida Magli stamani, che non potrebbe essere diversamente, cioè i maestri, gli imam, non potrebbero insegnare che un cittadino ha il diritto di scegliere la propria religione, perché è il contrario di quello che c'è scritto nel testo base, nel testo di riferimento, cioè nel Corano. Lo Stato islamico, prosegue Elam Manea, è il prodotto del nostro discorso religioso comune, corrente. È il prodotto di un processo politico iniziato con l'aumento del carico ideologico dell'Islam politico diffuso dal 1973 grazie ai soldi delle monarchie petrolifere del Golfo e alla rivoluzione iraniana nel 79. Lo Stato islamico è il prodotto di una strategia politica, scrive Elam Manea. I capi di Stato che sfruttano il fenomeno dell'Islam avallano certi gruppi islamici piuttosto che altri e stringono alleanze con loro. Il loro obiettivo è politico, legittimare la loro regola in senso religioso e delegittimare quella dei loro oppositori. Lo Stato islamico è anche il prodotto di un fallimento politico, prosegue la studiosa, che opera in Svizzera come professore di scienze politiche all'Università di Zurigo, ma è di origini yemenite. I gruppi dunque islamisti foraggiati con montagne di denaro offrono servizi confezionati in funzione della loro visione del mondo. Gli stati
non riescono ad adempiere al compito loro assegnato dal contratto sociale, cioè garantire ai cittadini servizi essenziali, sanità, formazione, assistenza sociale. E qui si inseriscono appunto i gruppi islamisti. Ma davvero adesso ci stupiamo che abbia adoperato alla lettera lo Stato islamico le parole della nostra religione? Senza riconoscere le nostre responsabilità andremo avanti come al solito. Nelle moschee si continuerà a maledire ebrei, cristiani e infedeli ogni venerdì. Apriamole le moschee, apriamole a Milano, a Torino, ovunque, apriamole le moschee. I predicatori continueranno a propinarci il loro messaggio di intolleranza, scrive Elam Manea, e le scuole continueranno a insegnarci che la religione è il principale indicatore di cittadinanza e di identità. Ma adesso fate un attimo di pausa e chiedetevi: quante donne sono state uccise in nome della nostra religione ultimamente? Quanti pakistani cristiani o Ahmadiyya sono stati presi di mira? Quante chiese sono state attaccate in Indonesia e Nigeria? Quanti sono i copti egiziani sfrattati dai loro villaggi? E quante le loro case e i loro negozi incendiati? Quanti sunniti uccisi da sciiti? Quanti sciiti uccisi da sunniti? Quanti seguaci Bahá'í brutalmente soppressi in Iran? E quanti cittadini britannici hanno aderito allo Stato islamico? Sarebbe più facile, conclude Elam Manea, guardare dall'altra parte, ma se continuiamo a incolpare gli altri, se restiamo inerti e silenti, saremo noi e nessun altro a permettere che la nostra religione sia sequestrata da questa interpretazione fondamentalista. Lo Stato islamico è dentro di noi, è il momento di affrontarlo. Questo è l'articolo integrale pubblicato su Human Rights Blog e sulla Nuova Bussola, il sito online, il sito cattolico online, e ripreso oggi da qualche quotidiano. Chi più chi meno, le versioni integrali le trovate appunto sul quotidiano Italia Oggi e sul Secolo XIX di Genova, che pubblica in prima pagina, tra l'altro, l'articolo in questione. Mentre a proposito invece di cronaca dell'espansione dello Stato islamico, va segnalato l'articolo di Alberto Negri oggi sul Sole 24 Ore, che fa il punto di quanto territorio controlla in Siria lo Stato islamico e il califfato, che si è preso 1/3 della Siria, e qui verrebbe da pensare che poco fa si rischiava di fare la guerra contro il presidente Assad, che adesso invece si scopre è il migliore per tenere a bada il califfato islamico, e lo affronta questo Italia Oggi, lo vedremo tra poco. Intanto però puntualizza Alberto Negri: la bandiera nera dello Stato islamico, IS o ISIL che dir si voglia, sventola a 20 chilometri, è più o meno, anzi è meno della distanza che c'è tra qui, da dove vi sto parlando, e la città di Como, meno di 20 chilometri. La bandiera nera dello Stato islamico sventola a 20 chilometri dal centro di Damasco, la capitale siriana, alla periferia di Douma. Qui gli jihadisti del califfato hanno soppiantato il gruppo rivale di Jabhat al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, e oggi controllano 1/3 della Siria, pozzi di petrolio compresi, dighe e centrali elettriche. In Siria il califfato amministra alcuni milioni di persone, e oltre a decapitare e a crocifiggere, letteralmente, a mettere sulle croci, non in senso figurato, in senso reale, le persone che si oppongono o che non sono musulmane, pretende di dare una sua versione di governo islamico abilmente propagandata sul web per fare proseliti e raccogliere quattrini. Oggi lo Stato islamico si autofinanzia e si è dunque reso indipendente, ovvero non manovrabile da potenze e da ricche fondazioni arabe e musulmane. È stata la rottura dell'aprile dell'anno scorso tra Al-Qaeda, diretta da Ayman Zawahiri, e l'ISIL, allora Stato islamico dell'Iraq e del Levante, poi semplicemente Stato islamico dopo la proclamazione del califfato. È stata la rottura dunque l'anno scorso tra Al-Qaeda e l'ISIL a segnare l'ascesa dell'organizzazione guidata, il califfato, da Abu Bakr al-Baghdadi, il cui vero nome è Ibrahim Awad al-Badri, nato a Samarra nel 1971, che si vanta di essere un imam con dotti studi coranici sufi e un'origine che affonda alla tribù di Maometto. Nell'oscuro percorso del califfo, del numero 1 del califfato, dello Stato islamico, al-Baghdadi, nel percorso oscuro di questo personaggio, di davvero notevole c'è che gli americani lo arrestarono nel 2004.
per rilasciarlo poi nel 2009 in maniera inspiegabile. L'anno dopo era il capo di Al-Qaeda in Iraq, cioè il califfo al-Baghdadi, il capo dello Stato islamico, era stato arrestato dagli americani nel 2009 e poi non si è capito perché è stato rilasciato, è stato arrestato nel 2004 ed è stato poi rilasciato, e non si sa perché, nel 2009. Dopodiché è diventato il capo di Al-Qaeda in Iraq e attuale numero 1 dello Stato islamico. Il califfato oggi, scrive ancora Alberto Negri sul Sole 24 Ore, è il movimento guerrigliero e terrorista più potente e probabilmente più ricco della Mesopotamia, la terra tra i due fiumi, Tigri ed Eufrate. Una collocazione geografica ma anche strategica, perché uno degli obiettivi più evidenti del califfato è quello di unire i sunniti della Siria anti-Assad a quelli dell'Iraq ostili al governo sciita di Baghdad. Abu Bakr al-Baghdadi ha sfruttato il caos e il vuoto di potere da una parte e dall'altra della frontiera per saldare la guerra siriana a quella irachena. Per capire chi sono i miliziani dell'ISIL bisogna fare un passo indietro dopo l'occupazione americana dell'Iraq nel 2003. Abu Musab al-Zarqawi, che si proclamò emiro di Al-Qaeda in Iraq, è il vero ispiratore del califfo al-Baghdadi. Giordano di origini palestinesi, era un reduce dell'Afghanistan, rivaleggiava con Osama Bin Laden. Il suo obiettivo era scatenare una guerra civile settaria su larga scala e creare un califfato sunnita. Venne ucciso dagli americani nel 2006. Il califfo al-Baghdadi ha ereditato la sua idea quando nel 2013 ha trasformato Al-Qaeda in Iraq nello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, predecessore dell'attuale Stato islamico, qual è il nome dopo la proclamazione del califfato. Quanto al numero dei combattenti del gruppo dello Stato islamico, secondo alcune stime avrebbe superato in Siria i 50.000, 6.000 dei quali reclutati nel solo luglio durante l'avanzata spettacolare e sanguinosa in Iraq che ha portato alla caduta di Mosul. Quella dell'ISIL è un'armata multinazionale, i non siriani sono oltre 20.000 e tra le reclute ci sono ceceni, turchi, europei, arabi del Maghreb, asiatici e musulmani della Cina, quasi tutti arrivati attraversando il confine tramite la Turchia che ha lasciato loro campo libero. Questo spiega perché l'ipotesi che il giornalista James Foley sia stato giustiziato da un jihadista britannico è del tutto probabile, anzi fa parte delle atroci strategie di comunicazione dell'ISIL dirette al proselitismo fuori dal Medio Oriente. Un giornalista palestinese, Maidan Dairiem, per 3 settimane ha girato in Siria un documentario vivendo insieme ai jihadisti dello Stato islamico. Forse la sequenza del film che colpisce di più, osserva Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi, è quando uno di loro, che si fa chiamare il belga, chiede al figlio di 10 anni cosa preferisce tra il jihad e un attentato suicida. La guerra santa contro gli americani e gli infedeli, risponde il bambino. Il califfato è questo, scrive Alberto Negri, punta sulle future generazioni. L'investimento forse meno visibile sui campi di battaglia, ma il più preoccupante. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano, mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Il
Ascolta Movie Time, la magia del cinema con Vincent ed Harry Potter. Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Ascoltate Movie Time. Sarà il biglietto per la genialità. Non lo troveremo mai quel pezzo. Tu sì. La magia del cinema con Vincent. Viva il cinema. Andate al cinema. Qui è sempre Kay Billy, col super sound degli anni 70. Ogni sabato dalle ore 16. Altro articolo segnalabile oggi, quello che compare sul Foglio a proposito degli inglesi che sono arruolati nell'esercito dello Stato Islamico con la tessera del Liverpool a uccidere per il califfo, il guaio del jihad inglese. La questione centrale dell'articolo è l'apporto entusiasta di migliaia di combattenti provenienti dalla vecchia Europa. Ai 900 jihadisti francesi, che sono stati calcolati a spanne naturalmente, vanno aggiunti, secondo un deputato conservatore inglese, Nadim Zahawi, di chiare origini pakistane, vanno aggiunti dai 500 ai 700 cittadini britannici che hanno abbracciato la causa dello Stato Islamico. Peraltro la Francia sembrerebbe essere il principale fornitore di combattenti dello Stato Islamico dall'Europa, 900 contro i 500-700 inglesi. La scorsa settimana, mentre era in visita nel nord dell'Iraq, il deputato inglese Zahawi ha riferito al Daily Telegraph che alcuni miliziani dello Stato Islamico catturati dalle forze Peshmerga kurde avevano in tasca l'abbonamento alle partite di squadre di calcio inglesi come il Liverpool e il Manchester City o le tessere di centri commerciali e palestre londinesi. Purtroppo, dicono al Foglio alcune fonti di intelligence, i dati sui jihadisti forniti da Parigi o da Londra sono molto lontani dalla realtà. I numeri in nostro possesso parlano di un esercito composto per il solo Regno Unito da oltre 2.500 effettivi, a cui vanno aggiunti almeno 15.000 sostenitori rimasti in Gran Bretagna, con compiti di supporto logistico, di supporto economico e soprattutto di proselitismo. La novità è rappresentata dalla forte presenza tra i combattenti britannici dello Stato Islamico di giovani donne jihadiste, spesso sentimentalmente legate a mujahideen morti sul campo o ancora in attività, divenute queste donne leggendarie per l'abilità mostrata durante le offensive condotte dall'ISIS nel nord dell'Iraq. La componente femminile, da noi assai trascurata a eccezione del fenomeno delle donne kamikaze, sembra essere divenuta una peculiarità tipica dello Stato Islamico, che ben si combina col carattere internazionale del suo esercito formato da miliziani provenienti da ogni parte del mondo. Lo stesso califfo al-Baghdadi ritiene questa componente femminile un elemento essenziale della sua strategia militare. Sarebbero almeno 700 le giovani donne jihadiste dello Stato Islamico che svolgono sul terreno attività di intelligence, avvicinando le truppe nemiche, rilevandone posizione e consistenza e intessendo rapporti con le personalità sunnite più influenti. È accaduto a suo tempo a Fallujah e a Ramadi, come tuttora in altre città e villaggi iracheni conquistati dallo Stato Islamico, e si sa che 250 giovani jihadiste provengono dal triangolo islamista racchiuso fra 3 città della Gran Bretagna, Manchester, Birmingham, Leeds. La stessa zona dove si è formato negli ultimi 2 anni il nocciolo duro del network terrorista che ha fatto dello Stato Islamico l'organizzazione jihadista di riferimento. Le tradizionali filiere di Al-Qaeda, tranne poche eccezioni, sono state tutte conquistate dalla New Age del jihad introdotta dallo Stato Islamico. Ciò ha trasformato la Gran Bretagna in un enorme bacino di proselitismo e di finanziamento per l'esercito del califfo al-Baghdadi. E secondo nostre informazioni, scrive ancora il Foglio, risulta che la medesima cosa stia avvenendo in diversi paesi europei, inclusi Francia, Olanda, Belgio, Germania, in misura più ridotta l'Italia. Insomma, una situazione che impone una reazione militare e di intelligence di grande portata, nella consapevolezza che sono ormai migliaia gli islamisti in Europa, sedotti da quello Stato Islamico. All'inizio di questo mese il suo vessillo è stato più volte sventolato da jihadisti nella zona est di Londra, definito soltanto ora dal premier britannico Cameron un chiaro pericolo per l'Europa e per la nostra sicurezza. Ci ha messo un po' Cameron a capirla.
Mentre su Italia Oggi c'è l'articolo di Alessandra Nucci intitolato Papa Francesco non sa cosa dire, ha detto che la violenza non si vince con la violenza, ma chi va a convincere quelli dello Stato islamico, si domanda Alessandra Nucci. Dove c'è un'aggressione ingiusta è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Queste parole, che in bocca a chiunque altro suonerebbero come delle ovvietà, in bocca a Papa Francesco hanno segnato un'apparente cesura con le posizioni da lui espresse finora. In realtà le parole del Papa, scrive Alessandra Nucci a pagina 8 di Italia Oggi, ribadiscono il magistero della Chiesa perché sono una citazione quasi letterale dell'articolo 2265 del Catechismo del 97. La difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore in stato di non nuocere, dice il nuovo Catechismo del 97. Tuttavia di questo articolo il Papa non ha citato la parte che riconosce alle autorità legittime il diritto-dovere di usare anche le armi per respingere gli aggressori. E invece il Papa ha detto che il ricorso alle armi è sempre vietato, è impedito, non si devono mai usare le armi. Nel discorso di fine luglio sulla persecuzione in Iraq e in Siria, il Papa aveva detto che la violenza non si vince con la violenza si vince con la pace, ha detto Francesco. E allora come si fermano i massacratori, si domanda Alessandra Nucci. Chi va a convincere quelli dello Stato islamico che la violenza non si vince con la violenza ma si vince con la pace? La strategia del Papa è apertamente rivolta alle Nazioni Unite, la cui inutilità si è più di una volta manifestata, mentre al contrario i cristiani della Siria hanno chiesto fin dal 2011, fa notare Alessandra Nucci, non un intervento contro il presidente Assad, ma al contrario che la Siria sia lasciata in pace, perché con accuse al governo Assad simili a quelle rivolte a Gheddafi in Libia, l'Occidente stava per fare la guerra contro il presidente siriano e comunque dal 2011, da questo appello dei cristiani di Siria in avanti, non ha fatto altro che appoggiare le forze ribelli che poi sono quelle che hanno dato vita allo Stato islamico attuale. Adesso le potenze occidentali si trovano dalla stessa parte del presidente siriano Assad nel combattere lo Stato islamico. L'aviazione siriana ha fatto decine di raid contro le postazioni islamiste. Ciò nonostante, gli aiuti internazionali vanno solo ai curdi e si parla quasi esclusivamente dell'Iraq, mentre il cuore del califfato è in Siria, a 20 chilometri da Damasco, la bandiera del califfo, ci ha ricordato prima Alberto Negri. Come mai si aiutano solo i curdi e non direttamente a questo punto la Siria di Assad, che comunque è uno Stato, ha un esercito strutturato, non sono combattenti come i curdi ai quali si regalano poi figuraccia terribile come l'Italia, armi vecchie di 20 anni e quasi inservibili. Perché non si rafforza e non si supporta a questo punto la Siria di Assad, quella stessa Siria alla quale poco tempo fa si minacciava di fare guerra sul modello Gheddafi in Libia? Si dice che sia perché i curdi custodiscono il petrolio e sono alleati degli Stati Uniti, e questo è vero, ma non basta, scrive Alessandra Nucci. Evidentemente da parte dell'Occidente e della stampa in primis c'è un notevole imbarazzo nel dover ammettere che Assad non è quantomeno il male peggiore, se mai lo è stato. È lo stesso imbarazzo che ha fatto passare in second'ordine la notizia che il presidente siriano Assad ha firmato il trattato dell'ONU contro le armi chimiche e le sue armi chimiche le ha consegnate tutte all'ente dell'ONU preposto alla loro distruzione già l'anno scorso. È lo stesso imbarazzo che ha fatto passare sotto silenzio, bollandole in anticipo come una farsa, le elezioni presidenziali siriane del 3 giugno. Il fatto che 11 milioni e 600 mila siriani su 15 milioni e mezzo di aventi diritto al voto si siano recati alle urne non è stato portato all'attenzione del mondo libero, evidentemente perché era scontato che sarebbe stato un plebiscito per Assad, 88% dei voti. Una conferma di una stima avanzata nel 2011 dal vescovo di Aleppo, il gesuita Antoine Odo, che disse che l'80% del popolo era con il presidente Assad. Le condizioni in cui si è votato alle presidenziali siriane non sono state molto diverse da quelle in cui si era votato poco prima in Afghanistan e in Ucraina, parte del territorio occupato, violenze diffuse, scarsità di controlli.
ma soltanto nel caso siriano i media occidentali si sono rifiutati di occuparsene. Il fatto è, conclude Alessandra Nucci su Italia Oggi, il fatto è che se Assad è ancora al governo è perché la gente si fida più di lui che dei cosiddetti ribelli che erano stati appoggiati invece dall'Occidente, non foss'altro che perché le forze ribelli sono fradicie di jihadisti, di gente simil califfo. Adesso che è impossibile continuare a ignorare questa realtà, se ne scrive come se fosse un'involuzione del conflitto, una conseguenza del dilatarsi della battaglia contro Assad. Dunque, il punto fermo delle forze occidentali rimane rovesciare il presidente Assad, come rovesciarono Gheddafi, Ben Ali e Mubarak in Libia, in Tunisia e in Egitto, con le belle conseguenze che conosciamo, scrive giustissimamente Alessandra Nucci su Italia Oggi, a pagina 8. Mentre sul giornale è Gian Michele Sina a riflettere sull'orrore del video della decapitazione di James Foley. Davanti a queste immagini il delitto è chiudere gli occhi. Il pezzo parte da una posizione molto emotiva. Lo confesso, ho provato terrore e sgomento, scrive Gian Michele Sin. Quando ho ascoltato le ultime parole di James Foley, quando ho visto il coltello affondare nel collo, quando ho sentito il suo rantolo, mi sono immaginato al posto suo. Ho sentito la lama trapanarmi l'esofago, inseguirmi la giugulare, ho tremato dalla paura e ho esitato. Ho desiderato cancellare quell'immagine, spegnere la mia debolezza di uomo, annullare la mia curiosità di giornalista. Ho creduto di dover cedere alla loro barbarie, piegarmi al loro orrore, infilare la testa nella sabbia. Ho desiderato fingere che nulla fosse successo, che la morte di James fosse come quella di un collega ucciso da un qualsiasi altro arnese di guerra. Ma in quell'assassinio non c'è nulla di banale, nulla che possa venire ignorato. In quella mattanza c'è una precisa liturgia di morte, c'è una sceneggiatura mefistofelica ponderata in ogni dettaglio, c'è una rappresentazione surreale studiata per turbare i nostri sonni, alimentare le nostre incertezze, infonderci la convinzione di non poter affrontare un simile avversario. Pensateci, James nel video è oltremodo dignitoso, fin troppo coraggioso, dal primo all'ultimo secondo. Eppure, per ottenere la morte liberatrice, è costretto ad assecondare un atroce e lento copione, a recitare in ginocchio, con i paramenti arancioni, un atto d'accusa contro il proprio governo e contro il proprio fratello di sangue, che fa il militare di professione. Un atto d'accusa culminato in quelle parole terribili: avrei voluto non essere americano, tutto sommato, con cui rinnega la propria patria. Non so, non giudico, scrive Gian Michele Sin sul giornale, ma ricordo le parole di Quattrocchi e mi chiedo cosa han fatto a quest'uomo, come sono riusciti a trascinarlo a questo punto. E poi capisco. La forza devastante di quella rappresentazione è tutta nella contraddizione tra la dignità della vittima e la sua compiacenza nei confronti degli assassini. Una compiacenza estorta con una prigionia di oltre 600 giorni, corredata dalle torture fisiche e psicologiche descritte anche da Domenico Quirico, il giornalista della Stampa. Una prigionia che non incrina la tempra e l'ardore di James, ma lo spinge a dubitare di tutto, piegandone le certezze, costringendolo a credere solo al ristretto, subdolo universo disegnato dai suoi carnefici. Gli psicologi la chiamano sindrome di Stoccolma. In quel video è il cortocircuito che fulmina le nostre certezze. In quella contraddizione tra coraggio e smarrimento, in quella confusione tra compatrioti e aguzzini, si nasconde la ghiacciante sensazione di terrore. Dalla decapitazione di Nick Berg nel 2004 fino alla recente e raccapricciante immagine di una testa mozzata nelle manine del figlioletto di un jihadista australiano in vacanza di sangue in Siria, ci siamo abituati a guardare quasi tutto. Quel che non sappiamo ancora accettare è un uomo costretto a morire dopo aver rinnegato le proprie certezze, dopo essere stato svuotato della propria anima. Se James si fosse dibattuto, avesse pianto, urlato, si fosse aggrappato alla mano del carnefice, tutto ci sarebbe sembrato terribilmente, comprensibilmente umano. Invece il regista ci costringe ad assaporare il terrore di una realtà rovesciata, disarmante, incomprensibile.
Per questo l'America di Obama, i suoi media, il mondo dei social network di Twitter e Facebook ci chiedono di non vedere, non guardare, non condividere. Per questo, per un bel po', ho tremato, vacillato, titubato, scrive Gian Michalessin. Poi gli han posato la testa sul petto ed in quel momento ho sollevato gli occhi. Era di nuovo il consueto disgustoso cortometraggio dell'orrore. Chi manipola un prigioniero, chi dissacra un cadavere, non è invincibile, è uno zombie, un corpo vuoto, un sacco nero colmo di fanatico zelo, privo di anima e pensiero. Per questo ho sgranato gli occhi, per questo ho guardato e riguardato e alla fine mi son detto possiamo ancora vincere. Qui alla fine domina la speranza, che è un nobile sentimento, magari anche comprensibile, però non è detto che sia fondato. Purtroppo, davanti a queste immagini, comunque è vero, il delitto è chiudere gli occhi. Non bisogna nasconderle queste immagini, andrebbero messe, e ne sono più convinto ancora un giorno dopo averle viste, nei telegiornali, ad ammonimento e a insegnamento per tutti, perché non è giusto leggere soltanto i commenti sulle pagine dei giornali. Quel video lì di 4 minuti e rotti e 40 secondi bisogna vederlo. Mentre ora rischiano, scrive sempre il giornale, l'articolo è di Fausto Biloslavo, rischiano la testa anche gli ostaggi italiani. Scenari agghiaccianti, secondo gli esperti, le armi ai curdi e il viaggio del Papa possono metterci nel mirino. In mano terrorista sono in 30, non fanno differenze fra uomini e donne. Prossimamente temo che cadranno altre teste, purtroppo non in senso figurato. Tutti gli ostaggi sequestrati in Siria, compresi quelli italiani, sono ad alto rischio perché possono diventare oggetto di rappresaglia dello Stato islamico. Sono le parole di Marco Lombardi, docente dell'Università Cattolica, esperto di terrorismo internazionale, che ha dato vita al sito itstime.it su sicurezza e gestione della crisi e che ha interpellato oggi da Fausto Biloslavo per Il Giornale, sempre a pagina 8. Dopo la decapitazione del giornalista americano James Foley, scrive Biloslavo, i terroristi potrebbero usare come carne da macello gli altri ostaggi occidentali, compresi i 3 italiani, Padre Dall'Oglio, Vanessa Marzullo, Greta Ramelli. Non esistono numeri precisi, ma una ventina di giornalisti sarebbero ancora sotto sequestro in Siria, una dozzina di volontari di organizzazioni umanitarie pure. Lo Stato islamico ha rapito personale di Medici Senza Frontiere e della Croce Rossa Internazionale, in seguito quasi tutti liberati. Gran parte dei circa 30 ostaggi occidentali ancora dispersi in Siria sono nelle grinfie del califfato. Fra questi padre Paolo Dall'Oglio, rapito a Raqqa, la roccaforte dei tagliagole di Allah, il 29 luglio 2013, se ancora è vivo. Gli ultimi ostaggi italiani in Siria sono Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, 2 volontarie ventenni sparite agli inizi di agosto. Non è chiaro chi le abbia sequestrate. Sul primo momento si è parlato di criminali comuni, ma queste bande agiscono spesso per conto dello Stato islamico, che compra, tra virgolette, gli ostaggi occidentali. Il comandante Mohamed Issa della Brigata dei Martiri di Idlib, che era uno degli amici su Facebook di Greta Ramelli, una delle 2 rapite italiane, dovrebbe sapere qualcosa sul destino delle 2 giovani italiane rapite. Temo che se decideranno di continuare a tagliare le teste agli ostaggi non farebbero alcuna distinzione fra uomini e donne, dice ancora il professor Lombardi. Per ora il boia del califfato, che ha decapitato il freelance statunitense, minaccia di ammazzare un altro giornalista americano che è fatto vedere alla fine del filmato. Si tratta di Stephen Joel Sotloff, mostrato nel video della brutale esecuzione di James Foley. In Siria si sono perse le tracce nel 2012 anche di Austin Tice, ex ufficiale dei Marines alle prime armi come giornalista. Il sospetto è che sia stato catturato dai governativi, ma nelle mani dello Stato islamico ci sarebbero altri 2 americani rapiti in Siria. Se uccidessero ostaggi di altre nazionalità si inimicherebbero tutto l'Occidente. Non conviene neppure al califfato, che sa bene come i sequestrati rappresentino un tesoretto, dice l'ex generale Luciano Piacentini, che ha comandato i corpi speciali e ha lavorato per l'intelligence su fronti caldi come l'Afghanistan. L'Italia però invierà armi ai curdi per combattere il califfato. Il premier Renzi era in visita ieri in Iraq e guida il semestre europeo. Il ministro degli esteri Mogherini, riferendosi allo Stato islamico, ha detto che il Mediterraneo e il Medio Oriente sono scossi da una minaccia che riguarda anche l'Italia. Il professor Lombardi teme che anche i nostri ostaggi rischino la rappresaglia del califfato.
oltre al passaggio delle armi ai curdi, ci sono tutte le motivazioni politiche per considerare non solo gli americani come nemici, anche noi siamo kuffar, infedeli da colpire. Se il Papa si recherà nel nord dell'Iraq tra i profughi cristiani, le reazioni del califfo al-Baghdadi potrebbero essere imprevedibili e riguardare la sorte di Padre Dall'Oglio, ammesso che non sia già stato ucciso. L'aspetto più inquietante è che lo Stato islamico, conclude Gian Michalessin, il Fausto Biloslavo, l'aspetto più inquietante è che lo Stato islamico aveva cominciato a spostare gli ostaggi occidentali dalla Siria verso l'Iraq fin da gennaio. L'operazione era stata affidata a Tarkan Batirashvili, capo della famigerata Brigata Cecena. Molti dei rapiti sono stati scortati dai volontari sauditi della Guerra Santa. Così Fausto Biloslavo sul Giornale. Per quanto concerne invece le due rapite, paura per le due italiane, lo scrive anche Libero, le rapite schiave sessuali, una sequestrata al telefono dice le donne prese dagli islamisti in Siria e Iraq diventano proprietà dei miliziani e spesso implorano di essere uccise. Ancora nelle mani dei sequestratori, scrive oggi Libero a pagina 5. Oltre ai cronisti, ai giornalisti di varie nazionalità, ci sono anche le due volontarie italiane, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli. Sarebbero state rapite da uomini armati, forse criminali comuni, forse no, nei dintorni di Aleppo, Siria. Anche il reporter americano James Foley, barbaramente ucciso, era stato rapito in Siria. Le due ragazze, fondatrici del progetto Horiati, iniziativa di solidarietà per la Siria, erano entrate il 28 luglio da Atma, paese al confine tra Turchia e Siria. A pochi chilometri di distanza c'è l'omonimo campo profughi, uno dei più grandi del paese. La zona di Atma, spiega Caterina Maniaci oggi su Libero, è una specie di porto di mare in cui vanno e vengono diversi gruppi combattenti, ma frequentata anche da cellule dello Stato islamico e bande criminali. Non è chiaro cosa siano andate a fare in Siria le due ragazze, se entrate con un carico di medicinali o viveri di prima necessità o se per una missione esplorativa. Il rapimento sarebbe avvenuto ad Aleppo intorno alle 4 di notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, secondo quanto riferito da fonti locali. Da allora non si hanno notizie di dove si trovino, perlomeno non notizie ufficiali. La preoccupazione cresce, visto quel che sta accadendo in terra irachena e non solo. È vivissimo l'orrore provocato dal video in cui Foley viene decapitato da un guerrigliero dell'ISIS e già si accumulano nuove, agghiaccianti testimonianze di quel che avviene in terra irachena. Come riporta il sito online della rivista Tempi, all'emittente televisiva curda Rudav è arrivata la telefonata di una ragazza rapita da un gruppo di miliziani fondamentalisti. La ragazza ha lanciato uno straziante appello. Diverse ragazze si sono suicidate, ha detto la donna. Oggi una ragazza si è impiccata col velo ed è morta. Salvateci, salvateci, chiunque possa sentire la nostra voce, Stati Uniti, Europa, chiunque, per favore aiutateci, salvateci. La giovane ha spiegato di far parte di un gruppo di 200 ragazze irachene yazide rapite e sessualmente schiavizzate dai miliziani islamici. Alcune di loro, dopo aver subito soprusi e violenze, si sono suicidate. La giovane 24enne, la cui identità ovviamente non è stata rivelata dall'emittente, ma che sembra sia tenuta prigioniera in un edificio in provincia di Mosul, a Bashai, ha spiegato che i fondamentalisti dello Stato islamico in Iraq visitano le prigioniere ogni giorno per scegliere la donna più bella da portare ai loro emiri. Piangendo, la donna ha chiesto al giornalista di chiedere ai jet di bombardare l'area. Preferiva di gran lunga essere uccisa che subire altre sevizie. Vengono a visitare il salone 3 o 4 volte al giorno, ha detto ancora questa donna alla TV curda Rudav, durante una telefonata che la TV curda è riuscita a fare. Le ragazze li implorano di sparargli in testa e di liberarle da questa miseria, ha detto ancora la ragazza in lacrime alla TV curda. I miliziani vengono ogni giorno e cercano fra di noi. Prendono 2 o 3 ragazze carine. Quando ritornano, le ragazze sono in lacrime, esauste e umiliate. I combattenti le portano ai loro emiri e loro le violentano. Questa non è la prima e unica testimonianza diretta dell'orrore, racconta ancora Caterina Maniaci su Libero. Qualche giorno fa è riuscita a telefonare dalla prigionia anche Nishreen,
una 17enne sequestrata dalle forze dello Stato islamico a una giornalista del Daily Mail. Ha raccontato di essere una delle 96 ragazze, anche lei yazida anche lei come le altre 96, ma come anche l'altra ragazza che ha telefonato alla TV curda e la cui testimonianza abbiamo letto prima. Nishrin, dunque, 17enne, ha detto di essere una delle 96 ragazze yazide rapite quando le loro città e villaggi sono state assaltate dai militanti dello Stato islamico. Ora queste adolescenti aspettano nel terrore di essere vendute come schiave o costrette a sposarsi con i militanti islamici. Siamo sicure che ci hanno venduto, ha detto Nasrin, insistendo sul fatto che non temiamo per la nostra vita ma per la nostra dignità. Testimonianze come quelle raccolte dal quotidiano Daily Mail, che rivelano quel che vivono quotidianamente i prigionieri detenuti nelle prigioni dell'ISIS in Iraq, sono numerose, soprattutto le donne. Un medico conduce test di verginità per garantire che le donne siano pure per gli jihadisti. I leader dello Stato islamico hanno inventato la Jihad al-Nikah, una forma estrema di guerra santa del sesso che permette ai combattenti di prendere tutte le donne che vogliono. Le donne sequestrate vengono consegnate come regali ai combattenti dello Stato islamico, sottomesse e vendute come schiave, mentre i bambini vengono rapiti per essere allevati come musulmani e decine di uomini affrontano la conversione o la morte. Tutto documentato anche in un rapporto delle Nazioni Unite e degli attivisti che raccolgono informazioni in mezzo al caos del Kurdistan iracheno, con 200.000 profughi cacciati dalle loro case e dalle loro terre. Così racconta Caterina Maniaci su Libero. E sempre su Libero c'è l'altro argomento che riguarda l'iniziativa italiana di fornire armi ai curdi. Ne parla apertamente Franco Bechis. Il rischio è quello, oltre che della figuraccia, del bidone, perché Kalashnikov e razzi sono vecchi di 20 anni, quelli che gli italiani daranno ai curdi. Trasferiremo un carico sequestrato nel 94, una parte è già finita in Libia, quel che rimane è obsoleto e malfunzionante. Le armi appartenevano a un trafficante russo. Sulla carta erano 2.000 tonnellate di armi, 30.000 mitragliatori russi Kalashnikov, 10.800 razzi Katyusha, 50 rampe di lancio, 400 missili anticarro, 11.000 missili, eccetera. Un elenco dettagliatissimo che è ancora custodito dalle procure di Torino e di Tempio Pausania, che sequestrarono questo carico d'armi nel 94 a bordo di un cargo, lo Jadran Express, nel mare Ionio. Quelle armi appartenevano a un russo che le trafficava, Alexander Zhukov, ufficialmente petroliere, e ai suoi collaboratori, fra cui l'ex ufficiale del KGB Anatoli Fiederienko, il croato Kuzma Medanic e l'ungherese Geza Mesosi. Furono sequestrate mentre erano in viaggio dalla Bielorussia e dall'Ucraina verso l'ex Jugoslavia, sequestrate nel Mar Ionio. Sono le armi che adesso il governo ha destinato ai militari curdi per difendersi dallo Stato islamico. È un mistero quanto di quegli armamenti ufficialmente classificati in quelle quantità e in quegli elenchi sia ancora oggi disponibile, e soprattutto è un mistero se sia ancora funzionante. Per anni un giallo ha aleggiato su quelle armi. Quando furono sequestrate dalla direzione investigativa antimafia, sarebbero dovute finire in un deposito di Taranto, porto in cui fu costretta ad attraccare la nave Jadran, intercettata da una corvetta inglese che poi aveva segnalato la cosa a un pattugliatore italiano. Le armi finirono invece in una galleria bunker della Marina Militare nell'isola di Santo Stefano, all'arcipelago della Maddalena, in Sardegna. La custodia era italiana, ma nella stessa isola fino al 2008 aveva sede la base americana di sommergibili nucleari, quindi la vigilanza era doppia. Nel 2006, con sentenza definitiva della Corte di Cassazione, la magistratura italiana ordinò il trasferimento dell'arsenale in un deposito dell'esercito per la successiva distruzione. La sentenza non fu mai eseguita. Nella tarda primavera del 2011 il carico d'armi esce dalla Maddalena e viene misteriosamente trasportato nel Lazio, prima su un traghetto della compagnia Saremar a Palau e poi da una nave della Tirrenia che aveva a bordo, tra l'altro, 600 ignari passeggeri, fino per essere scaricato poi nel porto di Civitavecchia. Su quel trasporto è stata aperta un'indagine da parte della magistratura di Tempio Pausania
e a qualche scoperta era arrivato il sostituto procuratore Riccardo Rossi, che aveva seguito le tracce almeno di parte di quelle casse di armi verso le coste della Libia e del Libano. A quel punto è arrivato lo stop. Su sollecitazione della Marina Militare, il governo ha posto il segreto di Stato sull'operazione. A Palazzo Chigi c'era Mario Monti. Secondo ricostruzioni di intelligence, conclude Franco Bechis su Libero, quelle armi, o almeno parte di esse, finirono nelle mani dei ribelli anti-Gheddafi di Bengasi, dove venivano in modo non ufficiale addestrati da istruttori militari italiani, inglesi e francesi. Difficile capire cosa resti dell'arsenale, se qualcosa resta. Le armi che non hanno seguito quel tragitto, in ogni caso, sono chiuse nelle stesse casse del 94 e non sono mai state verificate. Sono certamente obsolete. Quei Kalashnikov si trovano oggi in vendita a poche decine di dollari in gran parte del mondo. Sicuramente non sono troppo funzionanti. Rischiamo in sostanza di rifilare un grande bidone ai curdi. Scrive chiaramente Franco Bechis dopo aver ricostruito il tragitto di quell'arsenale che adesso sbologniamo, si dovrebbe dire così, sbologniamo ai curdi. Quanto invece alla questione delle moschee, siamo partiti dal pezzo della studiosa yemenita svizzera che sottolinea il ruolo chiave delle moschee, e le moschee invece noi vogliamo aprirle, vero? Vogliamo metterci d'accordo per poterle aprire, per poter esercitare quello straordinario diritto che è la libertà di culto. C'è un piccolo assaggio di un dibattito politico, giusto per capire il clima anche e il livello di discussione politica in Italia, in questo caso a Milano. Sul quotidiano Libero in cronaca milanese c'è appunto un piccolo saggio della discussione politica intorno a questo tema. La prima posizione, quella più chiara, è quella del segretario della Lega Nord Matteo Salvini: no alla moschea a Milano, no a concessioni verso lo stesso Islam che in altre parti del mondo è responsabile di crimini contro i cristiani, scrive Salvini su Twitter, e ribadisce anche da parte sua in Comune a Milano Fratelli d'Italia col capogruppo decorato. Il Comune di Milano, questa è la sostanza, sta cercando da mesi una formula per assicurare uno o più d'uno luoghi di culto alle comunità musulmane. L'ultima proposta dell'assessore al welfare Maiorino del PD parla di una moschea da costruire sul suolo privato per l'Expo e in seguito altre 4 su terreni pubblici. Le notizie che arrivano da Siria, Iraq e dal califfato dell'ISIS, le stragi contro cristiani e altre minoranze, hanno messo in allarme le forze di opposizione nel Comune di Milano. Nello stesso giorno in cui i curdi di Milano manifestano in Piazza Duomo contro la violenza del califfato islamico, Salvini osserva: terroristi islamici hanno decapitato un reporter, nessuno spazio, nessuna comprensione, nessuna moschea per questa gente. E sulla stessa lunghezza d'onda appunto anche Fratelli d'Italia. Quello tra Medio Oriente e Milano è un parallelismo forzato, ha detto invece Mirko Mazzali, presidente per Sinistra Ecologia e Libertà della Commissione Sicurezza del Comune di Milano. La nostra è una città multietnica, dice il presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Milano, Sinistra Ecologia e Libertà. La nostra è una città multietnica che deve avere una moschea. Non possiamo interferire con la libertà religiosa imponendo regole sulle orazioni. Tenetele in italiano, dice perlomeno decorato. No, non si può fare neanche quello, dice l'esponente di Sinistra, Ecologia e Libertà. E non c'è bisogno di carte dei valori, basta il rispetto della legge. Se l'opposizione ha proposte, le porti in discussione, dice il rappresentante del PD Andrea Fanzago. Ma accostare quanto fanno i terroristi alle esigenze religiose delle comunità milanesi è una strumentalizzazione, dice l'esponente del PD. Forza Italia che fa? Forza Italia non si oppone in maniera netta all'ipotesi della moschea, si limita a chiedere chiarezza, che è la formula per dire, nel migliore dei casi, me ne lavo le mani. Anzi, sono d'accordo sostanzialmente. Il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, ha detto che prevedeva carte di valori anche il sinistro Giuliano Amato. Sapere che i nostri interlocutori riconoscano il pluralismo democratico è una condizione imprescindibile. Meglio la moschea delle preghiere sotto scala, dice Giulio Gallera, coordinatore Gallera, non so come si chiama, non mi ricordo mai, comunque il coordinatore cittadino di Forza Italia. Meglio la moschea delle preghiere
nel sottoscala. Questa è la posizione di Forza Italia. La maggiore opera 29, Arthur Rubinstein al pianoforte. Speriamo che gli eredi di Rubinstein non mi chiedano i diritti, perché lo sto saccheggiando in questi giorni. Saccheggeranno anche le nostre saccocce, c'è pure il gioco di parole, l'assonanza, perché pare ormai certo, secondo quella formula tipicamente italica dell'ossimoro, cioè pare certo. Quando ti dicono pare certo, puoi togliere pure il pare e mettere il verbo essere. È certo che si interverrà sulle pensioni, che ne dica il Presidente del Consiglio Renzi.
L'ultima trovata, raccontata oggi dal secolo XIX di Genova, è quella di partire con il chiedere un mini contributo, quanto mini poi è tutto da vedere, a tutti i pensionati. Tagliamola corta, insomma, no? Noi evitiamo di dire paga chi è oltre una certa soglia, lo chiediamo a tutti i pensionati il contributo. Vale a dire, lo chiediamo da chi almeno ha 900, l'asticella qua si abbassa ogni giorno. Siamo arrivati all'ipotesi di 900 euro al mese di pensione da lì in su. Altra questione, che probabilmente verrà però, a quanto è dato di capire, lasciata da parte, il rinnovo e gli aumenti dei contratti degli statali. Ci vorrebbero 2 miliardi l'anno prossimo, 8 miliardi nel prossimo triennio per i contratti pubblici non rinnovati dal 2010. Il macigno finanziario è tale che molto probabilmente i contratti verranno congelati, perché non si può fare altrimenti. In ogni caso l'autunno, scrive oggi il quotidiano genovese, il secolo XIX, si annuncia incandescente alla luce delle scelte che stanno maturando per la legge finanziaria, la legge di stabilità. Pensioni decurtate, oltre che i contratti pubblici congelati. Se un governo decide di fare cassa con le pensioni è a capolinea. Un blocco dei contratti sarebbe immorale, ha detto sulle due questioni il leader della UIL, Angeletti. Per quanto riguarda il capitolo pensioni, la questione rimane sul tavolo del ministro del lavoro Giuliano Poletti. Poletti dovrebbe convincere Renzi a utilizzare il cosiddetto contributo di solidarietà, cioè il prelievo, la rapina sulle pensioni, per finanziare il capitolo esodati, gli ammortizzatori sociali, ma anche regole più flessibili per andare in pensione ed evitare nuovi esodati. Un'operazione che richiede risorse per le quali non basta il prelievo sulle pensioni cosiddette d'oro, cioè troppo alte. E dunque a questo punto si sta facendo strada un'ipotesi. Qual è? L'ipotesi è quella di chiedere un contributo dello 0,4-0,5% anche per le pensioni a partire da 900 o 1000 euro netti al mese, per arrivare poi in modo progressivo a un prelievo dell'8-10% sulle pensioni più elevate. Una manovra che consentirebbe di incassare dai 6 ai 7 miliardi da reinvestire poi nel welfare. Sul tema pensioni, così la mette il secolo XIX. Sul tema pensioni vi segnalo anche l'intervista di Tobia De Stefano a pagina 8 di Libero al professor Alberto Brambilla, docente alla Cattolica, esperto di materia previdenziale e già sottosegretario al Ministero del Welfare con il ministro Maroni. Cosa penserà mai un pensionato che guadagna 1.500 euro al mese del dibattito di questi giorni sul famoso contributo di solidarietà, cioè sul prelievo sulle pensioni? È sotto il sole a godersi gli ultimi scampoli delle vacanze e sfoglia la margherita. Il prelievo lo faranno o no? Se lo dovessero fare, riguarderà anche la mia pensione? Probabilmente sì, scrive Libero, perché si parla di un taglio alle pensioni più ricche. La soglia è stata fissata prima a 3.500, poi a 2.000 euro, adesso abbiamo visto a 900 o 1.000 euro. Insomma, è sempre più probabile che questo contributo ci sarà. Tutti gli ultimi governanti ci hanno provato a fare contributi, tagli, prelievi sulle pensioni, salvo poi essere bocciati dalla Corte Costituzionale, dice a Libero Alberto Brambilla. È normale che a questo punto i cittadini si chiedano se fanno bene a versare i contributi quando chi fa le leggi da un momento all'altro può modificare il loro reddito futuro. Non si fa altro che generare incertezza, osserva Brambilla. Basta ricordare che ogni governo ha avuto una motivazione diversa per punire i pensionati. Monti lo faceva per i conti pubblici, Giovannini per i giovani, Poletti per aiutare gli esodati. Insomma, non c'è coerenza. Pare che il contributo verrà applicato sulla questa è una delle ipotesi, poi le ipotesi sono diverse come abbiamo visto. Comunque una delle ipotesi è che il contributo, il taglio, il prelievo, la rapina sulle pensioni verrà applicata come? Calcolando la differenza tra la pensione calcolata col metodo contributivo e quella che invece è in pagamento nel 98% dei casi dei pensionati attuali, che è il metodo retributivo. Il calcolo però, dice il professor Brambilla a Libero, è pressoché impossibile, perché per molte categorie, in primis i dipendenti pubblici, non ci sono gli estratti conto contributivi corretti.
Come venivano calcolate le pensioni fino al 1980, quando poi il sistema è stato computerizzato? Per gli statali si prendeva la retribuzione dell'ultimo anno e la si moltiplicava per gli anni di lavoro, mentre per i dipendenti privati e per gli autonomi la stessa operazione veniva fatta sugli stipendi degli ultimi 5 anni e degli ultimi 10. Spesso nel pubblico le pensioni venivano liquidate in forma provvisoria, solo dopo si faceva una verifica sul percorso di carriera. Questo anche perché lo Stato non ha mai effettivamente versato i contributi e quindi qualsiasi calcolo risulta molto complicato. Essendo difficile e soprattutto opinabile il calcolo della differenza tra retributivo e contributivo, ci sarebbero una marea di ricorsi, prevede Brambilla, nel caso in cui il governo dovesse decidere di fare quell'operazione di cui abbiamo parlato in questi giorni, cioè calcolare il prelievo, il taglio, la rapina sulla differenza fra la pensione attualmente in vigore e quella che sarebbe stata se avessimo applicato fin dall'inizio agli attuali pensionati le regole del contributivo. Ci sarebbero una marea di ricorsi. Se si vuole agire su queste pensioni bisogna fare un'altra cosa, dice Brambilla. Bisogna pensare a un contributo su tutte le pensioni retributive che aumenti con l'aumento dell'assegno pensionistico. E qui rientriamo nel discorso di prima. Cioè in pratica colpiamole tutte, no? Da un minimo dello 0,5% a un massimo dell'8%, mentre per le pensioni che riguardano Banca d'Italia, parlamentari, Corte Costituzionale, consiglieri regionali e provinciali si può arrivare fino al 18% di taglio. Innanzitutto il prelievo rispetterebbe i principi di equità richiesti dalla Corte Costituzionale, perché toccherebbe tutti. E poi gli incassi, circa 7 miliardi all'anno, che moltiplicati per 5 anni fanno 35 miliardi, potrebbero essere utilizzati per ridurre il debito pubblico e quindi risarcire parzialmente i giovani che avranno pensioni molto più basse rispetto a quelle dei loro padri. Poletti e Renzi, gli do un altro consiglio, dice il professor Brambilla. Dal primo governo Berlusconi, 2001, fino al 2012, abbiamo fatto un lavoro enorme per creare un'anagrafe dei lavoratori attivi, delle pensioni e dei pensionati. Poi con la Fornero quel lavoro è stato interrotto. Consiglio a Renzi e Poletti di riprenderlo, perché ci consentirebbe di scoprire come mai a oggi abbiamo diversi milioni di persone in età da lavoro che non versano contributi. Bisognerebbe chiedersi di cosa vivono, perché molti di questi diventeranno le bombe sociali del futuro. Così Alberto Brambilla su Libero. E sul Libero c'è anche il commento del direttore Maurizio Belpietro a proposito della questione delle pensioni. Ma c'è un'altra novità economica di giornata che vale la pena di approfondire un attimo, perché riguarda il ricalcolo del prodotto interno lordo e naturalmente questo ha un impatto sui famosi parametri europei, il rapporto fra il deficit pubblico e il prodotto interno lordo e fra il debito e il prodotto interno lordo. Intanto c'è una scadenza da rispettare da parte del governo, è slittata di un attimo la scadenza, è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, doveva essere consegnata il 20 settembre, lo sarà il 1 di ottobre. Perché? Perché il governo adesso deve rimettere, o meglio l'Istat, per conto del governo, deve mettere mano al ricalcolo del prodotto interno lordo. L'Istat dovrà elaborare nuove stime del famoso PIL, utilizzando le regole statistiche del sistema europeo di calcolo, il SEC 2010, e così dovrà aggiornare l'Istat quelle regole ormai superate che risalivano al 95. In poche parole, cosa significa al di là delle sigle SEC 2010, SEC 95? Significa che per calcolare la ricchezza prodotta, e si usa in genere appunto il PIL, il prodotto interno lordo, per calcolare la ricchezza, adesso invece saranno comprese alcune voci che erano rimaste finora escluse nel calcolare il famoso PIL. Per esempio, verranno incluse nel PIL le spese in ricerca e sviluppo, considerate fino ad oggi come uscite e non come investimenti, le spese militari entreranno nel prodotto interno lordo, ma l'altra novità interessante è che nel prodotto interno lordo, potremmo dire sempre più lordo, entreranno anche le cifre dell'economia illegale, stupefacenti, contrabbando e prostituzione. Un ricalcolo che dovranno fare tutti i paesi europei. Aggiungere queste voci al prodotto interno lordo significa far crescere in modo significativo il PIL, scrive oggi Andrea Ducci sul Corriere della Sera. Le stime per l'Italia, se mettiamo dentro
non solo spese in ricerca e sviluppo o spese militari, ma anche il conteggio dell'economia illegale sotto le 3 voci stupefacenti, contrabbando e prostituzione. Se l'Italia mette dentro stupefacenti, contrabbando e prostituzione, il prodotto sempre più lordo dovrebbe crescere di 32 miliardi di euro, un paio di punti di PIL in più. È un tesoretto questo prodotto molto molto lordo, un tesoretto da tenere in conto nell'elaborazione dei fatidici rapporti fra deficit e PIL e tra debito e PIL. Per il deficit, un aumento del PIL dovrebbe garantire al governo un margine di sicurezza per evitare di superare la soglia del 3% stabilita da Maastricht. Quanto al debito, ci sarà un calo rispetto al livello record attuale. Non a caso, ieri il ministro dell'Economia, in una nota, ha precisato che l'aggiornamento del documento di economia e finanza è fissato per l'inizio di ottobre in considerazione di questo ricalcolo del prodotto interno lordo, che addirittura, scrive il Corriere, è una specie di jolly nella manica del governo. Per la verità lo è anche in quello degli altri paesi, se è una rivalutazione a livello europeo. E i paesi che spendono di più per ricerca e sviluppo e per spese militari e magari hanno meno economia illegale, comunque vedranno crescere il loro PIL. In ogni caso, per il governo Renzi questo qui è un jolly. Il punto è che l'aiutino del nuovo sistema di calcolo del PIL non basterà comunque a far quadrare i conti, per cui toglietevi dalla testa che se mettiamo dentro puttane, droga e contrabbando, puttane e puttani e droga e contrabbando nel prodotto interno lordo, vi evitiamo la manovra. No, la manovra ci tocca uguale, le pensioni le tagliano uguale, perché in ogni caso, anche gonfiando il prodotto interno molto molto lordo, con quelle 3 voci illegali lì, non ci evitiamo la manovra. Il governo non fa più mistero di dover anche accelerare la vendita di quote dell'ENI e dell'Enel per far quadrare i famosi conti. A dirlo in modo esplicito è stato ieri il vice ministro all'economia Morando del PD. Nella nota di aggiornamento al documento di finanza sarà ribadito e rafforzato il piano di privatizzazioni, ha promesso Morando. Sulla questione del calcolo dell'economia criminale, c'è da segnalare oggi sul Corriere della Sera l'articolo di Riccardo Puglisi, economista. Includere le attività illegali nel PIL. È un adeguamento alla normativa europea che impone appunto di calcolare nel prodotto interno lordo non soltanto l'economia sommersa, cioè le attività che sfuggono al pagamento di imposte e contributi e che già da tempo sono incluse nel calcolo del PIL, ma anche la cosiddetta economia criminale, cioè le attività illegali. Però a questo punto Renzi deve, come si suol dire, andare a battere i pugni in Europa, perché non è giusto considerare solo alcune voci. Se consideriamo il fatturato complessivo di 'ndrangheta, mafia, camorra, Sacra Corona Unita, per limitarci alle 4 principali mafie italiane, insomma il PIL italiano crescerebbe mica di poco. Perché dobbiamo escludere quello che è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, che ha portato l'Italia nel mondo tra l'altro, cioè le mafie? Perché dobbiamo escludere il fatturato delle mafie nel calcolo del PIL? A questo punto Renzi deve andare in Europa, battere i pugni e dire: io 'ndrangheta, camorra, mafia, Sacra Corona Unita le voglio nel PIL, nel prodotto interno lordo. Me lo dovete concedere, perché noi abbiamo il famoso Made in Italy da tutelare. Più Made in Italy di così che cosa c'è? Dobbiamo considerarlo una risorsa finalmente. Lo è sempre stata una risorsa, ma sotto banco. Portiamola alla luce sta roba qua, calcoliamola anche all'interno del prodotto interno lordo. Perché nasconderla? È in fondo uno dei migliori prodotti del Made in Italy. Sono uno dei migliori prodotti del Made in Italy le mafie. Ebbene, come si fa allora a calcolare l'economia criminale all'interno del prodotto interno lordo? Le stime preliminari annunciate da Eurostat, l'agenzia statistica europea, prevedono per l'Italia una revisione del PIL spostato verso l'alto tra l'1 e il 2%, cioè fra 15 e 30 miliardi. E qui secondo me non ci siamo. Renzi deve proprio picchiare i pugni, perché le attività di 'ndrangheta, camorra, eccetera, e mafia siciliana valgono a molto molto di più di 2 punti percentuali del prodotto interno lordo. Ma stiamo scherzando? Poi, voglio dire, è anche un modo per non riconoscere il lavoro di queste persone. Cioè, questi si danno da fare, 'ndranghetisti, camorristi e mafiosi.
e producono un fatturato che è molto superiore a quello che viene accettato dall'Italia. Ma noi sempre figure barbine si fa in Europa, cioè uno ti dice la tua mafia vale 1% del PIL e tu dici va bene, ma non è vero, devi riconoscere che questi hanno lavorato bene, hanno fatto dei fatturati che sono molto superiori a quelli che tu stai per accettare, tu Premier Fellone. Personalmente, scrive il professor Puglisi, non mi stupirei di una revisione ancora maggiore. È evidente, perché le attività delle mafie valgono molto più dell'1 o del 2% del prodotto interno lordo. Quali attività vanno incluse nel conto dell'economia illegale? La regola condivisa a livello internazionale è che deve esserci accordo tra le parti nello scambio illegale, quindi verranno inclusi o sono inclusi, secondo le regole condivise a livello internazionale, attenzione, sono inclusi i mercati della droga, la prostituzione, il contrabbando. Deve essere invece esclusa l'estorsione, in quanto, con buona approssimazione, manca l'accordo tra chi chiede e chi paga il pizzo. Cioè la regola internazionale per capire quali attività criminali possono entrare nel PIL è che tra chi le offre e chi le compra, tra virgolette, ci sia un accordo. Quindi nel caso della droga c'è un acquirente che è d'accordo e c'è un venditore che naturalmente gliela vende. Nel caso della prostituzione pure, e nel caso del contrabbando anche. Quindi queste tre attività criminali possono entrare nel PIL. Nel caso dell'estorsione no, o anche della rapina. Evidentemente uno non è d'accordo a essere estorto o rapinato, e quindi secondo gli economisti internazionali, mi sembra, uno ha acceso la radio da 5 minuti, diciamo quello lì era imbambito. No, non credo perlomeno, o meglio, può darsi ma non mi pare. E in ogni caso questi sono i ragionamenti degli economisti su cosa è ammissibile o non ammissibile far entrare nel prodotto interno lordo dall'economia criminale. Deve esserci quindi l'accordo. L'estorsione non va bene perché non c'è accordo tra chi chiede e paga il pizzo. Questa revisione presumibilmente sostanziosa del nostro PIL è nel contempo una cattiva notizia e una semi buona notizia. È cattiva perché se ne desume che i mercati illegali in Italia hanno dimensioni ragguardevoli, ma pensa te, gli economisti. Dall'altro lato, la notizia semi buona è che i nostri mali connessi alla finanza pubblica sembreranno più piccoli. Quindi è buono che entri, quindi a sto punto però è giusto quello che si diceva prima, Renzi vada in Europa e batta i pugni, perché il PIL italiano deve essere aumentato, ma di molto, non dell'1%, perché se no sminuisci il valore di mafia siciliana, 'ndrangheta, camorra, Sacra Corona e tutto il resto. La notizia buona è questa qui, dice l'economista Riccardo Puglisi, che i nostri conti pubblici miglioreranno. Per esempio il rapporto tra debito e PIL diminuisce. Qualcuno potrebbe spingersi oltre nell'ottimismo e ritenere che il futuro della nostra economia diventi più roseo grazie a questa revisione del PIL, in quanto i criteri del Fiscal Compact su deficit e debito diventano meno stringenti dopo il ricalcolo. Il dato di fatto è che questa revisione statistica rischia di fare pari e patta con l'imprevisto calo del PIL del secondo trimestre, bla bla bla. Insomma, la parte interessante era quella anche come si calcola l'economia criminale, però a questo punto io, cittadino normale, artigiano normale, produttore, imprenditore normale, vorrei tanto avere lo stesso livello di tassazione che hanno coloro che esercitano il contrabbando, che vendono la droga o che si prostituiscono, cioè il livello di tassazione che ha un'aliquota bellissima, c'ha un suono stupendo, lo 0%. Se tu mi tassi allo 0%, a me va benissimo che entri nel PIL tutto quello che vi pare, economisti, politici, europei di Bruxelles che vi siete inventati il SEC 2010, le regole di calcolo del prodotto interno lordo. Lordo è già un aggettivo eufemistico, elogiativo nei confronti di quello che ormai sta diventando l'economia, gli economisti, l'Europa, il SEC, il non SEC e tutta questa massa di soggetti. Insomma, ci abbiamo messo 2014 anni dopo Cristo per diventare sempre più imbecilli e sempre più pericolosi, questo è il problema. Vuoi trovare Nylon, Dell,